Siamo a Castelsardo e stiamo parlando di nautica perché è proprio qui nel borgo medievale del Castello dei Doria che si parla di questo settore d'eccellenza del Made in Italy che la Sardegna sta cercando di sviluppare con nuove strategie, soprattutto con i paesi del Mediterraneo. Ne parliamo con il sindaco di Castelsardo, che è Franco Cucuredu, ma è anche il presidente della rete dei porti Sardegna. Castelsardo al centro dell'attenzione del Forum internazionale della nautica, un momento importante di riflessione per il futuro. Sì. Castelsardo ospita il Forum della Nautica che mette al centro il Mediterraneo. Il Mediterraneo finora c'era un insieme di servizi, di strutture che poco dialogavano fra loro. Da qualche anno si sono costituite e organizzate, soprattutto nell'area della portualità. La nautica non è solo portualità, è anche cantieristica, è anche sviluppo di ricerca in nuove tecnologie. E in Sardegna dovremo cercare di attrarle anche sul polo di Porto Torres, la nautica intesa come cantieristica d'eccellenza. Però per quanto riguarda la portualità, le reti dei porti che stanno costruendo, mentre prima si contendevano i clienti, oggi dialogano tra loro per evitare che ci possano essere nel futuro emorragie di clienti verso altre zone dell'emisfero boreale, ma anche di quello australe, che ci sta dando qualche problema. Abbiamo il Golfo Persico che punta a sottrarci il 40% dei maxi yacht, che poi sono circa 1 migliaio quelli importanti che incrociano nell'area atlantica e mediterranea, e abbiamo i Caraibi che sono un altro nostro concorrente. Quindi per riuscire a fermarci in questa competizione che è quanto mai globalizzata, le barche naturalmente si muovono anche ormai con rapidità, dobbiamo creare sinergie. Dobbiamo non offrire soltanto un territorio, non soltanto un'isola, non soltanto la Costa Smeralda, ma dobbiamo offrire delle crociere, dobbiamo offrire la possibilità di navigazione. E questo lo facciamo gettando le basi proprio da Castelsardo, dove si stringerà un accordo molto stretto tra Corsica, Baleari, i paesi del Maghreb, in particolare Tunisia e Marocco, ma anche la Croazia, ma anche la Turchia e naturalmente la Corsica, con i quali invece l'accordo ormai è stato siglato ed è estremamente solido. Abbiamo parlato della rete dei porti della Sardegna, ma che importanza strategica riveste questa associazione, questo consorzio di porti per sviluppare questo settore che per il turismo è molto importante? Beh, io credo che in Sardegna i brand importanti sono quello della Costa Smeralda, che è un marchio conosciuto in tutto il mondo, e poi la seconda offerta più importante sia dal punto di vista quantitativo, 16.000, 18.000 posti barca se consideriamo anche gli approdi oltre ai porti, e sotto l'aspetto qualitativo, cioè i clienti che riusciamo ad attrarre, sia proprio quello della rete dei porti, siano proprio i porti della Sardegna. Quanti sono e quali sono? I porti in Sardegna, tra porti e approdi, sono circa 50, sono 16 quelli che aderiscono alla rete, ma la tendenza ormai è quella ad associarsi. Anche chi non aderisce direttamente comunque si associa per la promozione della rete dei porti. La rete dei porti è l'unico soggetto che partecipa attivamente agli accordi internazionali, partecipa ai progetti comunitari. Proprio nei giorni scorsi abbiamo avuto comunicazione di un altro importante finanziamento legato al progetto Odissea, che punta, come abbiamo più volte detto, a trasformare i porti da parcheggi di barche in veri luoghi di accesso ai territori nei quali è coinvolto. Sono 4 i porti sardi che partecipano a questa azione pilota, insieme ai porti del resto dell'area mediterranea, Santa Teresa, Alghero, Carloforte e Castelsardo. E il giorno 9 sottoscriveremo, quindi tra pochissimi giorni ad Ajaccio, l'accordo interpartenariale per spendere le prime risorse, sono i primi 2,5 milioni di euro, ma subito dopo sottoscriveremo l'accordo a Palma di Mallorca entro la prima metà di luglio, e il 15 di luglio ci sarà una grande riunione proprio a Cagliari a margine della presentazione del lancio del progetto EMPI, proprio per continuare ad attrarre risorse comunitarie che sono indispensabili per qualificare i nostri porti, per caratterizzarli sui temi dell'identità, dei valori tradizionali, anche gastronomici, perché realizzeremo wine bar, ristoranti delle tipicità in ogni porto. Sarà importante attrarre risorse per far sì che la nautica cresca sempre più nel PIL del turismo e faccia sì che il PIL del turismo cresca sempre più nel PIL della nostra regione.
Parliamo di industria nautica invece con il presidente della Confindustria del Nord Sardegna, Stefano Lubrano. A che punto siamo, presidente, nello sviluppo di questa potenzialità enorme del settore? Dal punto di vista delle imprese ci troviamo di fronte a scelte importanti che prevedono comunque degli investimenti infrastrutturali altrettanto importanti. È chiaro che una scelta di un sito per tali investimenti presuppone un sostegno territoriale, locale e regionale. In questi giorni leggiamo di difficoltà del mercato proprio per la cantieristica nautica, anche quella di più ampio respiro come la creazione dei maxi yacht, quindi riteniamo sia opportuno ragionare proprio per far sì che vi siano gli investimenti opportuni per le infrastrutture che possano accogliere coloro i quali vogliono produrre comunque un prodotto che riteniamo possa avere un immediato rilancio nel mercato mondiale. Ecco, abbiamo un'idea degli addetti di questo settore nel nord Sardegna o comunque nell'isola? In questo momento è difficile definire e creare delle statistiche, perché occorre fare una distinzione tra da una parte lavoratori stagionali e lavoratori annuali e comunque con una ripartizione della classificazione del tipo di lavoro che ancora non è ben definita, perché spesso si conteggiano i lavoratori nel comparto commerciale, altri vengono conteggiati nel reparto nautica come servizi ed altri nautica come cantieristica. Riteniamo che anche debba essere opportuno creare anche un certo ordine per anche quantificare quali possono essere le unità lavorative effettivamente impegnate in un settore che sta diventando strategico come la nautica, appunto. Ecco, stiamo parlando appunto del polo nautico che potrebbe essere quello di Porto Torres, questo nei progetti, ancora è tutto bloccato, potrebbe essere questa un'alternativa a quella che è stata invece la crisi dell'industria vera e propria? Sì, noi abbiamo anche scritto, non solo detto pubblicamente, ma abbiamo anche scritto che occorre pensare a delle idee, delle soluzioni che siano di complemento alla situazione dei siti industriali attualmente attivi in Sardegna, nel Nord Sardegna in particolare, ancora in più maniera specifica su Porto Torres. Crediamo che la nautica sia un settore che possa immediatamente essere attivato, sia perché esistono già degli spazi a mare pronti e disponibili per l'accoglienza delle barche che verrebbero create, che verrebbero costruite. Si tratta, abbiamo scritto, di investire pochi milioni di euro, noi stimiamo tra i 4 e 5 milioni di euro per realizzare la parte a terra che guarda appunto il mare rispetto a questo bacino naturale che è stato creato negli ultimi anni, con gli investimenti importanti su Porto Torres e un riordino della viabilità. Elemento fondamentale deve essere anche la possibilità di rendere fruibili terreni che sono appunto sul waterfront e che vengono bloccati nella loro classificazione, nella loro trasformazione dalle imposizioni relative alle bonifiche che riguardano praticamente non solo i territori, i terreni da bonificare, ma anche quelli che di fatto sono puliti e che comunque sono bloccati da queste ordinanze. Ecco, gli imprenditori del settore nautico e comunque dell'indotto stanno guardando anche all'esperienza dei paesi del Mediterraneo? Sì, certamente, loro sono convinti che l'ubicazione di una portualità, soprattutto nel Nord Sardegna, sia elemento di grandissimo vantaggio competitivo e spesso si parla appunto delle azioni relative ai porti, ma noi siamo convinti che chi fa muovere effettivamente le barche sono quelle imprese che sono in grado di dare i servizi. Non ultimo è stato anche reso pubblico nei giorni scorsi la capacità dei nostri imprenditori di farsi trovare pronti con 10 autobotti, 11 autobotti per erogare 400.000 litri di gasolio per un'imbarcazione che aveva richiesto semplicemente il giorno prima questo tipo di servizio. Quindi queste capacità sono presenti da un punto di vista del concetto competitivo. Certo è che se noi veniamo a sapere che la portualità francese sconta un vantaggio fiscale di IVA che porta a un differenziale di 15 punti tra i nostri servizi e quelli francesi. Possiamo anche guardare, possiamo anche analizzare qualsiasi cosa, ma c'è alla base un fattore di competitività pesante per le nostre aziende.
Potenzialità e sviluppo del settore della nautica nell'Europa mediterranea è il tema dell'incontro del vertice sulla nautica che si sta svolgendo in questi giorni a Castelsardo. Di turismo e di nautica non si può non parlare con l'assessore al turismo regionale Bassanino Sannittu. Come la regione può in un certo modo incentivare questo settore che sicuramente per il Made in Italy è strategico? Beh, la nautica nello sviluppo turistico della nostra regione è fondamentale, non possiamo prescindere dalla programmazione delle attività per lo sviluppo turistico della Sardegna dalla nautica. Questo è evidente, questo è sempre stato nel tempo. Cercheremo di fare tutto quello che è possibile fare per ampliare la capacità ricettiva sostanzialmente di questo comparto che davvero merita un'attenzione particolare. C'è bisogno di intervenire sulle strutture, c'è bisogno di intervenire sulla qualità delle strutture, c'è bisogno di integrare queste strutture nell'offerta turistica complessiva, nel senso che il porto deve essere davvero un approdo, ma un approdo perché l'ospite poi trovi tutto quello che cerca e c'è tanto da offrire in Sardegna. Anche nel retroterra dei porti c'è molto da offrire, molto da scoprire, quindi la nautica deve essere il tramite per promuovere tutta la potenzialità enorme che c'è nella nostra regione. Nella sua relazione durante il convegno ha parlato dell'alternativa che può svolgere sicuramente il settore della nautica, soprattutto in una realtà come quella di Porto Torres, dove la crisi dell'indotto petrolchimico sicuramente ha messo e ha posto le basi per una riflessione sul futuro. Lei che cosa pensa al riguardo e si può fare effettivamente turismo dove una volta c'è stato il petrolchimico? Io credo che questo sia un problema di carattere generale che ci dobbiamo porre tutti. Noi abbiamo puntato nei decenni precedenti principalmente sull'industria e sull'industria chimica. Oggi molti nodi stanno arrivando al pettine e quindi è opportuno che una riflessione seria la facciamo. Porto Torres con la sua infrastrutturazione industriale, con il suo porto, con tutto l'entroterra che contiene emergenze soprattutto di carattere ambientale ma anche archeologico, culturale eccetera, può davvero rappresentare uno dei nodi più importanti per lo sviluppo del turismo in Sardegna. La nautica questo non può che essere funzionale, d'altronde credo che questo debba essere l'indirizzo nella riconversione delle aree industriali dismesse, quindi le bonifiche dovranno poi semplicemente precedere quello che sarà poi nuovi insediamenti e la nautica in questo può essere l'obiettivo da perseguire. E in chiusura ne approfittiamo della presenza dell'assessore regionale al turismo per stilare un primo bilancio. Come sarà questa stagione turistica 2009 in Sardegna? La crisi è piuttosto forte di carattere generale, la Sardegna sta reagendo sostanzialmente bene, quindi riteniamo di poter fare gli stessi numeri del 2008 e questo sarà già un passo molto importante, sarà un primo risultato positivo in attesa del 2010, anno nel quale tutte le previsioni propendono per una crescita, per una ripresa tra l'altro molto forte. Oggi ho dato qualche numero, si prevedono circa 1 miliardo di persone che nel 2010 inizieranno a muoversi. Di questo miliardo il 25% si potrebbe concentrare nell'area del Mediterraneo. La Sardegna in questo deve essere la piattaforma centrale perché è baricentrica, perché è geograficamente messa al centro del Mediterraneo e soprattutto perché esprime l'offerta migliore sotto l'aspetto qualitativo, esprime le potenzialità migliori in assoluto in tutto il Mediterraneo, quindi vorremmo essere al centro di queste attenzioni. Speriamo che la Sardegna raccolga la sfida per il 2010. Io per il momento ci fermiamo qua e grazie per averci seguito. Alla prossima puntata.